Salve a tutti e bentrovati nella settimana di Qui Sicilia, lo spazio di approfondimento a cura del laboratorio politico Alba Siciliana, in compagnia di chi vi parla e dell'amico Salvatore Ginaprelli. Ben ritrovati. Ben ritrovati, giustamente, e anche ben tanti ritrovati. Devo dire, l'ultima puntata ci ha piacevolmente sorpreso per il numero di partecipanti, di spettatori, insomma di persone che hanno seguito la trasmissione. Devo dire, ci sono degli alti e bassi abbastanza sorprendenti, però ci saranno motivi legati al Ferragosto, al periodo, a variabili che non conosciamo. Comunque siamo contenti di aver superato una certa soglia, cercheremo di prendere a modello le occasioni che portano migliori risultati, così forse questo favorirà una crescita e un avvicinamento al pubblico. Vi invitiamo sempre comunque, proprio voi che ritenete interessante questa proposta, a farne partecipe anche ad altre persone vostre conoscenti. E oggi, partendo dal contesto regionale, io ho un elemento in particolare che mi ha un po' sorpreso in un certo senso, comunque fa parte della componente di resistenza e di tentativo di sopravvivenza come mestiere della politica, nel senso di posto di lavoro e speranza di portare avanti un certo benessere personale, insomma, quando personaggi che hanno fatto parte dell'attività, della gestione, anche con ruoli di vertice, e poi fanno, diciamo così, una brutta fine sul piano della carriera personale. E in Italia brutta fine non è soltanto un piccolo imbarazzo che porta immediatamente alle dimissioni come in altri paesi, piccole cose, ma ci deve mettersi sempre di mezzo la magistratura, un paio di manette, perché se non si arriva a quello non basta. E poi non bastano neanche quelle, appunto, perché anche con inchieste in corso, il caso eclatante di Cuffaro ce la dice lunga. Se in qualche altro paese europeo, non so, leggessimo, per esempio in Francia, si viene a ricandidare un tizio che appunto, in Francia la mafia non ce l'hanno, vedi che sono fortunati, ma insomma qualche altra struttura più o meno di brutta fama, ci stupiremmo dei francesi, diremmo scusate, ma perché continuate a farvi rappresentare da queste persone? Poi fuori all'estero cosa penseranno di voi? Bene, il nostro altro Cuffaro di questa occasione per le regionali si chiama Giuseppe Castiglione e speravamo, alcuni di noi, che fosse definitivamente sparito, perché appunto errare è umano ma perseverare è diabolico. Invece no, per non si sa quali meriti, e dovremmo sentirlo da chi vorrebbe farlo eleggere, prima di tutto da chi l'ha candidato, perché sappiamo che senza un partito i politici non possono essere scelti. In questo caso il merito di averlo recuperato dal dimenticatoio è stato di Carlo Calenda, con questa sua lista azione, che quindi in teoria non dovrebbe essere un cespuglio del centrodestra, da cui Castiglione viene, perché era componente storico di Forza Italia, voglio dire, del Polo della Libertà. Ma fino all'altro giorno si parlava di un possibile accordo quasi fatto tra il partito di Calenda e il Partito Democratico. Ora, quindi, se si fosse fatto quell'accordo, che fa? Castiglione ce lo trovavamo, o ve lo trovavate voi elettori del PD all'interno
dell'ambito del centrosinistra? Dico, se è tutto così con ruoli scambievoli senza nessun tipo di problema, allora non mi venite a dire dobbiamo fare, cari compagni, sulle barricate, dobbiamo fare argine alla marea nera, no? Cioè, non mi venite a fare la retorica della crociata o del muro contro il male, se poi questa zona osmotica vede un tranquillo spazio in cui ci si prestano le singole figure. Poi diciamo qualcosa in particolare su questo caso, ma Salvatore, tu Castiglione che memoria ne hai, e soprattutto lo consideri un altro esempio di una forma di, alla fin fine, partito unico delle poltrone? Guarda, io sinceramente sono sempre più convinto che c'è un partito unico che alla luce del sole fanno polemiche, litigano, eccetera, però poi dietro le quinte di questo palcoscenico parlano, discutono, si mettono d'accordo, eccetera. E il fatto che, pur di non lasciare poltrone, comunque c'è un passaggio da un'area ideologica a un'altra. Io voglio mutuare un esempio dalla fisica. Cioè è come se ci fossero dei vasi comunicanti dove bisogna equilibrare qualcosa, passa di qua e passa di là. Quindi non è Castiglione, non c'è, ma è proprio, qui siamo davanti a degli attori che recitano le loro parti, se li scambiano, e il regista è unico che magari non conosciamo, e quindi è come dei soldatini, queste figure che si presentano vengono impiegati a tappare una falla di qua, una falla di là, cioè dove c'è bisogno io prendo questo reparto, questa squadra, queste persone e li sposto da un posto all'altro. Quindi se questa qua è la politica, certo non è la politica quella nobile che ha come scopo il bene comune, ma ha lo scopo di perpetrare il potere di un'elite, di qualcosa, e basta. L'esempio dei vasi comunicanti che facevi credo che sia molto efficace per descrivere anche, sempre qui in Sicilia, la situazione della Lega, perché in qualche modo, secondo un dato specifico, cioè se era per lei in quanto tale come formazione politica lasciata a se stessa, tra virgolette, con i tentativi che ci sono stati, parliamo del lungo periodo dal 2015-16, da quando la segreteria di Salvini pone l'ipotesi di un vero partito nazionale chiamato Lega, questo è il suo progetto, però poi arriva alle prove di fatto, in un certo senso, e il progetto è fallito, perché sostanzialmente non solo a livello di militanza, dove proprio gli schiaffi ai popoli centro-meridionali, che sono stati trattati malissimo solo come portatori di voti e basta, già lì si è visto il problema, ma anche a livello di classi dirigenti non c'è stata l'effettiva cooptazione o comunque allargamento a realtà che fossero al di fuori della zona storica che è rimasta quella, insomma, di un partito territoriale, e che però allora ha mentito in questa proposta. E dicevo, sarebbe sparito tutto, sarebbe tutto un discorso di un esperimento fallito, se non fosse che continue trasfusioni, continui prestiti, continui travasi, come tu li hai definiti, lo tengono ancora lì, per cui abbiamo alcuni capi bastone, alcuni signori delle preferenze come San Martino, la Sudano, pezzi di lombardiani e via di seguito, che continuamente vanno a ridare un po' di struttura a questa forza, perché in Sicilia ci deve essere. Sappiamo che il governo uscente di Musumeci aveva addirittura un assessore,
della Lega, ma l'amministrazione comunale di Catania aveva un altro assessore, che dicono, come abbiamo detto l'altra volta, che il prossimo sindaco di Catania sarà leghista, ma in realtà è un prestito, appunto saranno pezzi di classe politica siciliana che vengono ad avere quell'etichetta per fare un favore a Salvini, perché Salvini possa dire, quando lo intervistano da qualche parte, dice ma siete veramente un partito nazionale o siete come quelli che ai tempi di Bossi che sotto Firenze non scendevano? E lui agli spettatori ignari potrà dire come? Sì, abbiamo il sindaco di Catania, quindi cosa potrebbe mai smentire il fatto che la Lega è un partito nazionale? Peccato che il sindaco di Catania non è della Lega, appunto è stato prestato. Quindi sono situazioni nelle quali poi noi elettori, che come tifosi dovremmo accanirci, dovremmo litigare, dovremmo spaccare le famiglie tra la moglie alfaniana e il marito fan di Letta, dovremmo dire tu sei il male dell'Italia, no, per colpa tua l'evasione fiscale, ci porterai col fascismo. Cioè, possibilmente si arriva a litigare tra parenti, no? Con queste forti contrapposizioni, mentre ci sono queste transumanze senza nessun problema per mantenere una scenografia in cui tutti gli attori siano sempre presenti, non ne manchi mai nessuno in pratica. E allora a questo punto, Salvatore, chi è il fesso? Chi è il furbo? I fazionisti, Guelfi e Ghibellini, ma chi crede? Chi crede in questa cosa, cioè al tifoso, ecco, il tifoso, perché si fa guidare soltanto cioè si fa manipolare, non riesce, e scusami se ripeto, ma questo è colpa anche dell'istruzione che non dà più il pensiero critico, eccetera, e quindi si tifa, è come nelle partite di calcio, la tifoseria poi si lascia andare anche a violenze non solo verbali e insulti, ma anche proprio materiali, e loro vogliono questo stato di tensione tra le parti, appunto, divide ed impera. E qui veramente, tu lo dicevi, cioè, tra familiari, fra amici, così si rischia proprio di esasperare la cosa, ma la cosa più pericolosa è quello che appunto la gente non riesce a fare il 2+2. Sono 76 anni che in qualche modo, prima nella Prima Repubblica chiamiamolo la Democrazia Cristiana, Partito Comunista, ma forse all'epoca, all'inizio, erano così idealizzati che magari avevano un senso. Niente, siamo qua, siamo in mano, c'erano 76 anni, che si sono scambiati il testimone, come in una gara appunto, e non hanno mai risolto i problemi reali delle persone. E ora giusto dicono che di avere tutte le formule magiche di questo mondo. Ma allora, sinceramente, se uno fa 2+2 e dice ma allora ci stanno prendendo per i fondelli, cioè se avete questa formula magica e siete stati ultimo con il Draghistan, che erano tutti là tranne qualcuno, meglio di allora, che avevano tutte le formule magiche di destra, sinistra, sotto, sopra. Noi saremmo qui a non parlare del caro gas, della questione internazionale alle nostre porte, della Libia, dell'Ucraina, del Kosovo, ma non solo questo, i posti di lavoro, i nostri giovani che non emigrano più, dovremmo essere un Eden, no? Certo, ma a proposito di quella che chiamavamo passione politica, insomma, d'altra parte noi dobbiamo evitare anche di cadere nelle contraddizioni quando notiamo singoli fattori, perché presa così le nostre valutazioni potrebbero sembrare un inno all'indifferenza.
E io voglio essere ancora più sul filo di questa apparente contraddizione, perché dico soprattutto ai giovani, a chi ha meno esperienza, e dico invece a chi ce l'ha di comunicare e di indicare una strada corretta proprio a chi si muove con le prime armi, che stia molto attento nel momento in cui c'è la campagna elettorale a non farsi strumentalizzare, perché è la fase in cui maggiormente qual è il fattore dell'illusione? Il fattore della orizzontalità, della possibilità per ciascuno in quanto cittadino di avere voce in capitolo, in qualche modo di essere partecipe nella militanza a processi che poi portano alla definizione della classe dirigente. Ora, se qualcuno di noi venisse a dire, sai, stavo pensando di entrare all'ENI, per dire, o alla Fininvest, così perché mi va di impegnarmi, di dare una mano, lo guarderemmo con occhi tondi dicendo, ma cioè, che fa? Decidi tu, entri là, bussi, ti aprono. Sappiamo bene che non è una cosa che avviene in questa maniera, insomma, sono strutture autoreferenziali. E secondo me facciamo il male a non pensare esattamente la stessa cosa quando si parla dei partiti. Però si potrebbe dire, ma come? Mi hanno anche cercato, dammi una mano, eccetera, eccetera. Però secondo me quello è il motivo per cui in certi casi è una ricerca semplicemente di bassa manovalanza, mettiamola così. Perché il volenteroso e possibilmente entusiasta che si mette coi 40 gradi a via Etnea fatta di pietra lavica in agosto a raccogliere le firme disperatamente per presentare la lista, ci vuole, no? Se lo dovessi pagare sul mercato costerebbe molto di più, invece trovi il volontario che fa ciò in aspettativa poi non so bene di quali riconoscimenti, insomma di cosa in cambio, ma in realtà poi tutto il resto, insomma chi mettere nelle liste e via di seguito, certo non terrà conto di questo dato di militanza. E questo lo vediamo a partire non dalle regole del gioco, le regole del gioco sarebbero giuste. Gli statuti dei partiti sono conformati allo statuto costituzionale che è democratico e quindi teoricamente ci dovrebbe essere la ascensione dalla base militante che vota e elegge il proprio segretario cittadino, segretario provinciale e via di seguito. Peccato che nessuno più segue questa regola. E quindi è la rappresentazione plastica di ciò che dicevo prima. L'amministratore delegato dell'ENI non è stato eletto dai dipendenti dell'ENI, l'ha messo lì il consiglio d'amministrazione, che non è il corpo impiegatizio, diciamo così. Quindi c'è una violazione costante del dato di democraticità della struttura partito, dato di fronte al quale nessuno fa una piega. Però invece secondo me dovremmo partire proprio da lì, perché da lì nascono i problemi successivi, per cui poi ti viene fuori una candidatura di Castiglione. Non perché voglio dire che dal basso non potrebbero venire fuori cose anche peggiori, che ti candidano un neomelodico che inneggia alla camorra, voglio dire, perché è tanto popolare nella fascia dell'Inter napoletano. Dal basso può salire di tutto, però almeno vedi qual è il contesto, quali sono le fonti e come mai si arriva a questo tipo di risultati. Ma quando invece si decide appunto che Castiglione deve essere riproposto e portare forse quel poco o quel tanto che ancora ha di gente che gli deve qualche cosa in cambio e quindi deve votare per lui e lo deve votare se lui si candida, e quindi c'è un rapporto di necessità. A chi te lo chiediamo, insomma? Ai tesserati del signor Calenda? Ma non esistono questi tesserati, esiste solo lui. Non so se qualcuno magari gli farà la domanda. Il Fatto Quotidiano ha dedicato un bell'articolo a questa vicenda, diciamo così, è già qualcosa, ma non credo che appunto il signor Calenda verrà costretto a dare delle spiegazioni, in un certo senso.
rispetto a questa possibilità. Io posso solo dire di certo, prima di tutto, che nel contesto che ha visto nella gestione del centro d'accoglienza migranti a Mineo questa figura, oltre a ciò che dicono le procure della Repubblica, a un certo punto erano addirittura 4 che indagavano su vari aspetti della questione. E sul territorio io l'ho visto, insomma, tutto l'ambito dei tiragiacche e di gente che forse oggi, grazie al reddito di cittadinanza, diciamo, ha trovato un pochino di sollievo, erano tutti appresso a questo qua, tramite degli intermediari, ma era un processo alla luce del sole. Quei 400 posti erano un tesoro, posti pagati con denaro pubblico, erano un tesoro di clientelismo da distribuire, redistribuire, poi con rotazione, per massimizzarli come ritorno poi di consenso elettorale, che poi non è un consenso, è la sudditanza dei sudditi in pratica. Quindi una cosa veramente perniciosa e perversa, l'esatto opposto della libera espressione di una coscienza e di un'opinione. Quindi riesumare tutto ciò da parte di uno che tra l'altro era in quel periodo presidente della provincia, c'erano ancora le province, quest'altro verminaio di politici falliti che infatti dopo non è che abbiano fatto granché, qualcuno è riuscito a fare il sindaco, ma sono dei disoccupati della politica, poverini, e quindi in tutta Italia, in Sicilia, soffrono tantissimo perché non sanno come riproporsi. Lui, da presidente della provincia, era talmente sveglio e attento alla cura della provincia di Catania che parlò di dati molto incoraggianti per quanto riguardava il turismo in questa provincia. Gli arrivarono sti numeri, peccato che non si rese conto che nel conteggio erano stati inclusi gli ospiti del centro d'accoglienza, che definirli turisti, ecco, insomma, ci vuole una certa approssimazione. Per cui, anche per dire poi nell'operatività che tipo di contributo ha dato questo soggetto, va. Quindi io voglio solo fare un auspicio, che prenda molti voti, che sono voti sporchi, che andrebbero se no a sporcare qualche altra situazione, ma che poi arrivi qualche provvedimento di ineleggibilità, che, se ti ricordi, Salvatore, è successo in varie occasioni a precedenti elezioni politiche, e che scatta come una tagliola dopo il voto, perché se scattasse prima, appunto, verrebbe meno questo polo di attrazione, questo magnete di corruzione, e quindi appunto questa gente andrebbe un po' a votare altre cose. Invece lo usi per attirarli tutti e poi questo signore non lo mandi a rappresentare il suo collegio perché ci sono caratteristiche incompatibili. Potrebbe essere una buona soluzione, insomma. Quindi vediamo poi, la seguiremo questa vicenda, perché se non c'è una periodica depurazione appunto sulla base di un qualche criterio, poi non possiamo lamentarci se le cose non cambiano, no? Penso che sia abbastanza ovvio. Come proprio a questo proposito ti volevo sollecitare su Fratelli d'Italia, che porta due astri, appunto due campioni di razza selezionati, appunto vuole portarli al Parlamento nazionale, candidando l'uscente presidente Musumeci e l'ex sindaco di Catania, Pogliese. Ora, anche lì ha individuato esattamente questi meriti per i quali il Parlamento italiano, il Senato in particolare, credo per Musumeci, debba accogliere queste due personalità? Chiaramente il seguito, i numeri che hanno dietro, certo non per quanto riguarda il presidente della regione uscente, Musumeci, io l'avevo detto, essendo che difficilmente sarebbe stato rieletto a scanso di un tracollo dei numeri al centro-destra, gli hanno offerto appunto il posto a Roma. Per Pogliese penso solo e semplicemente per il consenso che può
come dicevi tu, la sudditanza che potrebbe avere dietro, perché peraltro non credo, anzi, ha lasciato una città che non meritava proprio di essere ridotta in questo modo, anche se devo, tra virgolette, sicuramente non è solo colpa delle amministrazioni, c'è anche una colpa, e lo dobbiamo dire, le cose che si devono dire proprio dei cittadini. Ecco. Io volevo, hai fatto bene a dire che con questi nostri discorsi, con i miei discorsi, io non voglio incitare all'indifferenza, ma appunto voglio abituare e a risvegliare il senso critico di ciò che si ascolta e che ci viene propinato. Perché vedi già la televisione parla soltanto centrodestra, centrosinistra, terzo polo, cioè le immagini e le notizie dei soliti noti. Voglio dire, ascoltiamo anche altre voci, cioè se c'è una voce che stona rispetto all'orchestra che ci fanno vedere, attenzionalo, possibilmente è un nuovo tipo di musica, qualcosa, cioè, anche perché se queste persone che ci vengono propinate oggi con il saio di Monaco, domani con la bandiera rossa, eccetera, hanno fatto le condizioni per cui noi viviamo, è inutile riascoltarli sempre, e allora è volersi male, è come la pecora che e si infila dentro il mattatoio. E questa è un'altra cosa che mi ha fatto venire in mente sul fatto l'ENI, che il dirigente ENI oppure uno che lavora non è che è stato imposto, viene preso, infatti è la politica che poi sceglie i vari dirigenti, e tu dicevi non è che è stato eletto dai dipendenti, e questo mi richiama un pochettino ai soviet. Cioè nelle fabbriche, nelle aziende si sottoponeva al voto degli operai, insomma dei lavoratori, anche la strategia economica della politica aziendale, eccetera. Insomma, voglio dire che insomma, un po' di socialismo forse. È una mia idea, cioè non voglio. Beh, non so, sai, sarebbe da provarci per esempio sul piano dell'attività, mi viene in mente delle associazioni, no? Laddove insomma è un discorso di libero contributo di ciascuno, dove penso che nessuno accetterebbe, proprio perché non ha un rapporto contrattuale, diciamo, di subalternità accettata, perché dice io lavoro, tu mi paghi, faccio quello che mi dici di fare. No, ci si incontra, si fa un'attività tipo, lo so, l'Archeo Club, per dire, no? Organizziamo questa cosa, quella. Beh, dice, vabbè, sentite, c'è il tizio che è più bravo di tutti, tra di noi, tu sei bravo a fare sta cosa, sei più... I ruoli in qualche modo vengono assegnati, tra virgolette, secondo penso, quando le cose vanno bene ovviamente, per vocazione, se vogliamo dire così, e nel comune accordo. Se c'è qualche problema lo si realizza. Dovrebbe essere appunto il modello che permette di costruire qualcosa di solido, perché si basa sulla stima e sulla fiducia. In caso contrario, io ripeto, poi se funziona meglio quest'altra formula, che arriva uno, piazza lì il coordinatore e tutto funziona, e come mai poi questi partiti sono così effimeri, così di passaggio e continuamente sostituiti da altri, appunto, in una forma che abbiamo visto soprattutto con l'esperienza del Movimento 5 Stelle, diciamo che è in una parabola di declino abbastanza evidente, nonostante abbia portato dentro di sé tanta gente nuova. E questo può sembrare un paradosso, no? Perché dov'è questo verticismo autoritario nel Movimento 5 Stelle? Ma è stato forse proprio nel non rendere chiari i criteri di scelta, ritrovandosi forse persone prese a caso. Questo non lo so se siamo in grado, se abbiamo gli strumenti oggi, se un analista sia in grado di spiegarci la selezione della classe dirigente dei 5 Stelle, questi che sono stati eletti al Parlamento, l'emersione dello stesso Conte,
da dove è uscito fuori, voglio dire, se è in grado di spiegare questi passaggi, no? Come sono avvenuti. Quando arrivi poi a un Di Maio che rappresenta il teorico tentativo di una persona che non era figlio di Agnelli, non era figlio di Berlusconi, non puoi dire che appartenesse già per dato familiare ad una elite, perché non è così. In Luigi Di Maio si potevano identificare tantissimi suoi coetanei che avevano fatto un po' di scuole, che manco erano arrivati a laurearsi, che facevano qualche lavoretto così, insomma, che ancora non avevano una fisionomia inquadrata. Ma lui è diventato ministro degli esteri. E cosa c'è di più democratico di questo? Ma io la parabola dei 5 Stelle la dividerei in, che ha fatto un pochettino di geometria analitica, in un semiramo. In un primo momento, con questa piattaforma Rousseau, dove tutto doveva essere trasparente, eccetera, si sono messi in evidenza alcuni soggetti, ma poi secondo me, sotto sotto sono stati anche pilotati la massa, perché nei social hanno avuto, nei meet che facevano, compariva sempre Di Battista, Di Maio, eccetera, eccetera. Quindi hanno creato un alone di notorietà a queste persone. Il problema è nel momento in cui queste persone, e quindi l'altro ramo, sono entrati non negli scranni del Parlamento, ma proprio a far parte come forza di governo, e allora non lo so, è come quello là che la volpe, che si sono comportati in pratica come la volpe che non raggiunge l'uva e dice che è acerba, però poi mangi l'uva, ti piace e continui sempre a mangiarne, perché poi non si capisce il comportamento, dimenticando o forse ricordandosi da dove venivano e trovandosi in qualche modo nel lusso, il non voler ritornare indietro. Quindi è presi nel vortice di quello che è la politica dello stipendificio, della politica come lavoro, di cui parlavi all'inizio tu. Certo, Conte è stato calato, è stato preso dai giochetti politici che ormai di cui già facevano parte. Tu parlavi della Lega, Salvini, Lega come forza territoriale, eccetera. Ma in effetti, se vogliamo riflettere, la Lega di Salvini ha mentito all'elettorato base, che è l'elettorato padano, diciamo, perché nasce e ancora nel suo statuto è un partito, movimento, quello territoriale, che ha come fine la salvaguardia dei diritti e a favore di tutta una parte della penisola. In questo modo si sentono traditi, a meno che non stanno al gioco. Quando si unì l'Italia si presero le riserve auree del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli e qui diciamo va bene, facciamo buon viso a cattiva sorte, prendiamoci i voti del meridione, della Sicilia e continueremo a portare avanti discorsi che portano acqua e soldi nelle nostre terre. Questo sicuramente. Poi un'altra cosa che mi ha fatto venire in mente è quando parlavi di Castiglione, che il discorso del turismo, dei numeri del turismo, che guarda caso avevano inserito anche gli ospiti del Cara. E questo qua io lo dissi qualche tempo fa a proposito dei conteggi del Covid, no? La Sicilia aumentano. E io posi la domanda, ho detto, ma in questi conteggi sono riferiti a una statistica sulla popolazione residente oppure ci sono anche migliaia e migliaia di disperati che ci portano puntualmente qui? E quindi questo fatto dei numeri bisogna sempre
e stare attenti come si danno. C'era la Boldrini ospite in TV l'altra sera e ti guarderebbe con occhio molto severo e sopracciglio alzato per dire: ma perché fai questa differenza? Perché sono intelligente, scusa, non voglio peccare cioè non lo so, allora è intelligente quello là delle sardine che ha detto che le coppie, insomma, non etero fa abbassare il numero di femminicidi. Questo è intelligente? Oddio, non ci avevo pensato, in effetti. È un'intuizione. Abbiamo scienziati in erba e non ce ne accorgiamo. Guarda, veramente sarebbe un peccato. Dobbiamo valorizzare questo ragazzo che è una risorsa. No, il dibattito con la Boldrini era sulle carceri, perché un giornalista della Verità, vice direttore, credo, faceva notare un dato statistico del fatto che la percentuale di cittadini non italiani nelle carceri è tipo il 30% rispetto alla presenza nella società italiana, che è 3 volte di meno, diciamo, no? Quindi un'incidenza maggiore, che lui poi spiegava con i dati di marginalità, col dato non assolutamente congenito, ma come frutto del fatto che chi arriva in Italia forse non arriva in un posto che ha tutte le caratteristiche per dargli una buona strada, ma lasciandolo col culo per terra, oggettivamente, lo porta poi come unica possibilità a quella della delinquenza. Quindi l'accoglienza per trasformare una persona potenzialmente poi in un carcerato è accoglienza delle carceri, se semplifichi l'equazione. Dice: vieni in Italia, abbiamo posto in carcere, facciamo prima, no? Facciamo le carceri d'accoglienza. Per non farli finire in carcere e dargli un'ottima accoglienza, metteteci in carcere a noi italiani, gli cediamo le case, il lavoro, la pensione e basta, vengano qua. Le persone che stanno in mare in difficoltà vanno salvate, perché le vite umane vanno salvate. Però ci deve essere anche una regolamentazione. Ora è inutile che ci prendono per i fondelli, che ogni volta gli accordi di Malta per la ridistribuzione, si parla a Bruxelles della ridistribuzione e poi puntualmente sono sempre qua. La Francia addirittura ce le riporta indietro al confine. Cioè non va così. Se in una stanza possono entrarci 50 persone, io non ne posso mettere 300. Perché? A parte che gente muore per asfissia, poi per avere un po' di spazio vitale, indubbiamente si innescano delle violenze. Il cibo che entra per 50 persone, chi se lo arraffa? Cioè, quindi, come il turismo deve essere gestito e, diciamo, attenzionato in un determinato modo, e non alla selvaggia, anche l'ingresso deve essere. E poi in ogni parte del mondo chi entra clandestinamente viene messo in carcere, viene rispedito. In Australia è tra i paesi democratici e intanto gli devi dire vita, morte e miracoli di cosa vai a fare lì. In Canada lo stesso, in America lo stesso. Cioè dico, dove sta il problema? E poi, se 2 più 2, ripeto, deve fare 4, un tunisino che con 200 euro di aereo tranquillamente sbarca a Palermo, che motivo ha di spendere 2000 euro e rischiare la vita? Cioè, ci deve essere un motivo, no? O sono demente io o sono dementi gli italiani. Ma vedi, Salvatore, questo può sembrare una questione, è una questione che ci portiamo dietro da parecchio tempo, talmente da tanto tempo che è quasi diventata così ripetitiva, no? Però in effetti le circostanze nel presente, circostanze in cui avviene questo processo di immigrazione non controllata, che poi si ricollega al fattore pandemia che dicevi tu,
Ma noi ne abbiamo avuto un piccolo assaggio, se ti ricordi, nel 2014-15 con l'episodio dell'Ebola, in cui insomma lì il problema era realmente portato dall'esterno, era un dato di fatto. Però per carità, non osare dirlo. Poi dopo con i vari lockdown ci hanno chiuso dentro casa, però allora noi potevamo gridare al razzismo, no? Cioè dice mi stai discriminando, mi stai chiudendo a casa, invece il potenziale malato di Ebola non andava minimamente contrastato perché sarebbe stata una forma di razzismo, quindi anche delle asimmetrie mentali. Ma voglio dire, quali sono le circostanze del presente e soprattutto del futuro che si annuncia, perché io cerco sempre, quando è possibile, che possiamo, di collegare i discorsi tra loro, di non lasciare spot buttati là che poi alla fine non hanno nessun senso e non si coagulano in una linea, in una condotta. Le circostanze nelle quali ci troviamo sono quelle in cui dati autorevoli e non catastrofisti dell'ultimo momento e complottisti un tanto al chilo ci prospettano una contrazione del mercato del lavoro, dei posti, quindi una perdita di spazio occupazionale in tutto il territorio europeo, per non parlare di tutto il mondo sostanzialmente. A livello mondiale si parla di 250 milioni di lavoratori in esubero. A livello nostrano sappiamo che la crisi energetica è crisi produttiva e la crisi produttiva è crisi occupazionale, perché c'era un signore che parlava delle ceramiche di Sassuolo, dice purtroppo ancora le ceramiche si fanno al forno e ci sono dei consumi energetici, stanno tutti in cassa integrazione, per dire, no? Quindi l'accoglienza o è completa, è come dice, mi stai invitando a casa tua, ma ce l'hai un letto da darmi? O mi metti sul balcone, sotto la pioggia? Cioè tu che ti prendi la responsabilità di definire una positività e una buona disposizione, poi devi prenderti la responsabilità di tutto quello che succede. Quali sono invece gli effetti dell'accoglienza alla cieca? Ma questo lo puoi fare quando arriva regolarmente, che hai i documenti, No, eccetera. Secondo la cultura immigrazionista lo devi fare a prescindere. Perché va bene così. E appunto però quali sono le conseguenze? Perché noi li abbiamo lasciati fare e poi vediamo cosa succede. Succede che appunto vai ad impattare persone che hanno bisogno, come tutti gli esseri umani, con una realtà che sta espellendo persone che avevano una stabilità, li sta buttando per strada, e poi ci si lamenta che il risultato è l'estremizzazione del voto, l'estremizzazione delle classi popolari, diciamo, no? E questo secondo me è il punto che forse è più significativo e che ci porteremo dietro, perché se ci pensi bene, a parte che volevo fare una parentesi su ciò che dicevi tu della classe politica grillina, no? Parlavi dell'assaggio dell'uva e diciamo di una forma di assuefazione al benessere, ho capito bene? Sì. Questo processo un po' di corruzione intima, se vogliamo, verso i lussi e i privilegi che sicuramente la classe politica porta con sé. Però io su questo voglio spezzare una lancia a favore dei singoli soggetti, perché secondo me non è colpa loro, cioè in questo procedimento, per cui addirittura abbiamo anche adesso dei salti quasi acrobatici, in Sicilia c'è Angela Foti, se non sbaglio, che dal Movimento 5 Stelle, una delle figure storiche in Sicilia, credo che si sia fatta 2 mandati in Parlamento regionale, sarà candidata per Fratelli d'Italia. Quindi voglio dire, sono dei bei tentativi di mantenersi in quelle poltrone, no? Però io non credo che siano stati selezionati come i peggiori, perché sembrerebbe questo. Io credo che semplicemente siano persone normali, cioè appartengono alla media delle caratteristiche degli esseri umani che sono disponibili in questa generazione, in questa fascia media di età, diciamo dai 30 ai 40-50 anni. E allora cosa è successo? Secondo me il problema è stato a monte, cioè da parte di quella che doveva essere l'organizzazione, che non la volevano chiamare partito, va bene,
ma qualcosa doveva essere. Sto benedetto movimento, la testa di questo movimento, le sue caratteristiche ideologiche, se vuoi, programmatiche, quali erano? E in questo mi appoggio ad una considerazione che fece qualche anno fa, quando ancora era vivo, Marco Pannella, che insomma aveva una grande esperienza della Prima Repubblica e anche di un bel pezzo della Seconda, conosceva un po' tutte le realtà anche interne dei partiti con la sua trasversalità, e di fronte a Grillo, nei confronti di questo nuovo fenomeno, che poi in parte nasceva anche un po' dall'anima radicale per certi aspetti, la politica dal basso, come si dice, la critica alla partitocrazia, cioè voglio dire, Grillo ha pescato da tanti contesti, no? Come ha pescato da Tangentopoli, eccetera. Ma in particolare lui metteva in relazione due fattori che all'inizio mi erano sembrati un po' fuori tema, e cioè la linea politica di Grillo e un fatto privato della biografia di Grillo stesso, che ha fatto parlare le cronache, perché fu un brutto episodio sfortunato di un incidente automobilistico in cui Grillo fu coinvolto e che portò alla scomparsa di alcune persone che erano in automobile con lui. Qual era il collegamento che faceva Pannella? Diceva: a me sembra che tu stai portando un'altra volta, non per volontà ma per destino, a sbattere, a sbandare, ad andare fuori strada un'automobile guidata da te e con altra gente a bordo. Chi erano questi altri a bordo? Quelli che l'hanno seguito nell'avventura del Movimento 5 Stelle. Quelli che dicevi tu, i Di Battista, i Di Maio, e le figure più, diciamo, più rinomate, selezionate sì, ma per fare quale fine? Perché oggi il povero Di Maio fa la figura del peggiore dei Mastelliani, del peggiore dei, come si chiamava quello di Napoli, Cirino Pomicino, voglio dire, queste figure che intrallazzano, che fanno. Ma secondo me sta annaspando, sta cercando semplicemente di sopravvivere. E cosa voglio usare come metro di paragone? Per dire, altra gente, altre giovani delfini o giovani promesse non sono migliori di lui, sono soltanto più fortunate. E per non fare nomi, lo cito perché mi è venuto agli occhi, il vice sindaco di Caltagirone, Paolo Crispino, che ai più non dirà nulla, è un esponente, un giovane rappresentante, da quando è nato, dalla culla del Partito Democratico. Sto ragazzo non ha nessuna caratteristica sua peculiare come curriculum o come titoli migliore del signor Di Maio. Ha avuto soltanto la fortuna di infilarsi, se vogliamo dire così, in un ordine monastico, in una congregazione più solida, più longeva, più radicata, che gli ha assicurato un futuro personale e gli ha detto: tu quanto più ti stai zitto e muto qui e fai la pedina del Partito Democratico in questa area, e avrai in cambio ruoli quando il partito ne avrà da gestire. E puntualmente eccolo lì a fare il vice sindaco dopo tutto il processo. Quando hai questa sorta di retroterra, no? Che ti garantisce, come quello che viene assunto al ministero a tempo indeterminato, è la fine dei tuoi problemi. Meno male, fino alla pensione stai a posto. Ma non ti fa migliore di un altro che poverino annaspa tra lavoretti e precariato. Semplicemente è una possibilità. Questo lo voglio dire perché stiamo dando addosso da mesi, a parte le lotte intestine tra contiani e quelli di Di Maio, insomma, ma è assolutamente sbagliato. Sono un capro espiatorio questi ragazzi, secondo me. Sono stati vittima di un cattivo maestro che li ha dispersi adesso così, in questo mare della sopravvivenza. E sono stati come un po' il Grande Fratello, no? Quelle edizioni, i primi. Ti ricordi il pizzettaro del Grande Fratello, che è quello che parliamo del 2000-2001? Dovevano tutte le edizioni del Grande Fratello dovevano produrre nuovi VIP in teoria, ma ovviamente non è andata così. Quindi più che VIP sono stati le famose meteore che hanno un momento di notorietà e poi
tornano nel dimenticatoio. Trasportando questo modello nella politica c'hai le meteore a 5 Stelle sostanzialmente, ma non possiamo dire che sono brutta gente, sono persone normali, hanno avuto la sfortuna di non cadere o di non entrare in una struttura ben organizzata, voglio dire. La tendenza al voto estremo, questo è un fattore che secondo me dobbiamo tenere in considerazione, anche perché, se hai notato, passiamo alla politica nazionale, non si parla d'altro, ogni giorno fanno le analisi della vista, del sangue, dell'udito della signora Meloni per capire se è tanto pericolosa o poco pericolosa, perché sono tutti preoccupati per questo fatto. Però cerchiamo di essere obiettivi, cioè in effetti c'è un dato elettorale che ti chiedo di interpretare. C'è una continuità negli ultimi anni. Rispetto alla proposta geometricamente ampia da destra a sinistra, rappresentata per quello che l'elettore può scegliere, insomma, se ci hai fatto caso, i vari exploit, diciamo, i vari momenti di successo elettorale, dal periodo di Tangentopoli in poi, hanno visto un fattore costante, cioè lo spostamento verso le estreme cosiddette. Anche per esempio la proposta di Di Pietro, se ti ricordi, ormai è depositata negli archivi archeologici, però c'è stato un periodo in cui era molto presente, ti ricordi? Doveva essere dici, ma era di centro, di destra? Di centro non era di sicuro. Era con quelli che ancora oggi esistono, Elio Lannutti, erano figure molto critiche, molto aggressive verso lo status quo, diciamo così. Poi l'esperienza, molto andando per le brevi, l'esperienza del Movimento 5 Stelle, comunque nelle sue premesse, nella sua dichiarazione di intenti, com'era? Addirittura mi ricordo che andavano appresso ai manifestanti in Notav a farsi manganellare dalla polizia, cioè voglio dire, più anarcoidi, diciamo di così, ancora non c'erano al periodo di Genova 2001, però possibilmente qualcuno veniva anche da quell'esperienza lì. Ora possiamo dire tutto sulla finzione estremistica, poi c'è lei che rassicura continuamente, non farò pazzie, non vogliamo far arrabbiare i mercati europei e via di seguito. D'accordo, però è un fatto che nella proposta elettorale italiana non c'è niente a destra di Fratelli d'Italia. Cioè, comunque sia, in questo sacco di contenimento, diciamo, per intercettare il voto dei cittadini, c'è uno sbilanciamento tutto da una parte, che stavolta è la sua, che guarda caso, coincidenze, non lo so, è proprio quell'unico partito parlamentare che non ha voluto condividere le responsabilità e l'esperienza del governo Draghi. Quindi serve, come l'estremo dito del portiere arriva nell'angolino per comunque parare la palla, per non farla entrare in rete. Però sto portiere si è dovuto sbilanciare parecchio, non è che gli è arrivata bella dritta. Voglio dire che dopo quella, se l'elettorato si sposta un altro po', come fa il sistema ad intercettarlo con una Meloni ancora più estrema, tra virgolette? Forse è questo che li preoccupa, perché è una tendenza, come ti ho detto, mettendo insieme i vari elementi, di fatto dura da molto tempo. E allora, secondo te, questo può essere visto come un problema per cui le proposte moderate ormai sostanzialmente non trovano un riscontro nell'opinione pubblica? Io non so se le proposte moderate non trovino più riscontro. Certo, nell'opinione pubblica c'è un senso di malessere, ma il malessere è contro tutto un sistema costruito dall'euro all'Europa, eccetera. Però vedi, anche la Meloni prima è critica su certe cose dell'Europa, eccetera, eccetera. Ora deve dare messaggi e segni di continuità di un determinato discorso. Quindi alla fine siamo sempre lì, ci sarà un passaggio di testimone, però alla fine per rifare sempre le stesse cose. A parte che io sono convinto che
che nessuno prenderà una maggioranza tale per poter arrivare a fare un governo da solo. Io penso che sottraendo voti il terzo polo, con questi passaggi da un'area politica a un'altra, eccetera, si arriverà quasi a un appiattimento. Io sono convinto che ci sarà un'altra ammucchiata, magari con qualche attore che prenderà il posto all'opposizione occupata fino adesso dalla Meloni, e ci sarà un altro Draghi o qualcuno del genere. Quindi non lo so. Cioè, la cosa che non si riesce, o forse si è capito ma che non si vuole, ed è proprio forse il motivo per questo cercano di tagliare le gambe a quei piccoli partitini eccetera, che chiamiamoli tra virgolette antisistema, perché non parlano di non guerra, non armi, non euro, non Europa, eccetera. Sono pochi, sono quelli che sono stati costretti a raccogliere le firme, a portare avanti determinate tematiche. Ma quando la Meloni parla di non voler inficiare contro l'Europa, sono dei messaggi, e quindi a questo punto si accetteranno le imposizioni. E questo non voler capire o capirli ma non ascoltarli, le esigenze vere degli italiani. Forse stiamo parlando di un qualcosa che richiederebbe l'intervento di un mago, perché spostandoci sull'ultima parte della nostra chiacchierata che riguarda le questioni internazionali, vorrei capire qual è la tua ricetta. Provocatoriamente dico, tipo, sai fare la frittata senza rompere le uova? O sai tenere le uova integre facendo una frittata? Cosa voglio dire? Il problema energetico lo dobbiamo affrontare e risolvere in tutti i modi possibili, tranne quello che è riconciliarci col fornitore migliore. Quindi il modo più logico e più economicamente accessibile te lo devi scordare, perché i russi sono brutti, cattivi e mangiano i bambini. E allora ti devi barcamenare pagando addirittura per 10 volte, sentivo autorevoli analisti della questione, 10 volte, non il doppio. Cioè un litro di gas invece di €1 lo paghi 10 euro, che è una cosa spaventosa dal punto di vista della non convenienza, che poi te la porti dietro appresso perché devi scaricare questo costo maggiore su tutti i soggetti successivi. Quindi praticamente ti stai suicidando dal punto di vista economico-produttivo. E come fai così a rispondere alle esigenze dei cittadini? Me lo spieghi? Allora, su questo fatto qui ho letto che l'ENI in questo periodo qua ha un utile di 7 miliardi, e quindi questo è chiaro che c'è una speculazione e si dovrebbe andare a indagare su questo. Come governo manderei la Guardia di Finanza e tutto quel resto, servizi segreti, tutto, a stabilire che cavolo sta succedendo. Mandagli direttamente l'esercito. Ma anche l'esercito, perché se il costo, l'aumento è per la penuria, per i costi eccessivi per prenderlo da altre parti, e allora i tuoi conteggi devono rientrare in linea. Ma se tu hai un utile di 7 miliardi in più rispetto al periodo precedente, e allora ci stai speculando, e questo è matematico. E quindi, voglio dire, però al popolo beone diamoci a fare la scaletta dei prezzi fatti in Olanda a 230 euro a kilowattora il metano, eccetera. Allora ci vuole interessi nazionali al primo posto. Ci vogliono interessi nazionali. Quali sono i miei interessi nazionali? Ed egoisticamente anche a discapito di altri, cosa che fanno altre nazioni. È palese che le sanzioni alla Russia, giusto, ci stanno creando in parte questa difficoltà. Certo. Poi
ripresa da chi è che ci vuole speculare e quindi è maggiorata. Allora, io non c'ho niente contro la Russia e io praticamente non accetto le sanzioni. L'ha fatto l'Ungheria, perché non potevamo farlo noi o non lo possiamo fare noi? Lo sta facendo la Turchia, che fa parte della NATO. Cioè, voglio dire, ci sono interessi nazionali che vanno seguiti. Cioè, io non credo che tutti questi economisti, insomma, questi scienziati che abbiamo al governo, chi li segue, è chiaro che l'imprenditore che prima gli arrivavano 5.000 euro di bolletta della luce, ora gli arriva a 23.000 euro, una batosta, e non te lo immagini questo? E non lo sai che questo chiuderà? E non lo sai che butterà fuori in mezzo alla strada, cassa integrazione, quello che vuoi, i dipendenti che ha, oltre alla difficoltà personale dell'imprenditore che poi non ha come sostenere nessuno. Cioè, e allora di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del nulla, siamo in mano a nessuno. Quindi, quindi quando si parla di interessi nazionali, devi essere egoista, devi pensare a casa tua. Da quello che tu dici colgo un altro aspetto però, perché l'ENI che tu hai citato, che tra l'altro operatori del settore dicono, quelli che scrivono articoli e che ci aiutano anche a orientarci un po' in questi campi anche della finanza eccetera, dicono che se in un articolo viene nominata l'ENI, l'articolo non viene pubblicato. Ho sentito questo, diciamo, quindi è proprio un tabù, cioè non la puoi nominare in vano o non la puoi nominare proprio. E questo che cosa vuol dire? Che c'hai l'elefante nel salotto e vuoi far finta che non ci sia. Cioè è imbarazzante, perché il discorso che tu facevi dell'interesse nazionale, io lo capirei se dall'altra parte dice c'è il brutto straniero X che ci sta facendo danno, unità nazionale contro questo nemico esterno. Ma possiamo dire che l'ENI è un nemico esterno? No, ma a parte questo qua quello è un discorso speculativo. Ma il nemico esterno c'è, è quelli che noi chiamiamo alleati, la NATO, l'Europa, che ci impone di fare delle sanzioni a discapito delle nostre importazioni di risorse energetiche. Ma tu sei sicuro che ci sia un'imposizione? No, imposizione per modo di dire, nel senso che acconsenti e accondiscendi a queste scelte, perché mi ripeto, l'Ungheria non l'ha accettato o l'ha accettato in minima parte, la Turchia non l'ha accettato. E allora andiamo alla radice del problema, che questi interessi esterni evidentemente hanno delle figure di interlocuzione alle quali chiedono, o comunque dalle quali hanno l'aspettativa che avvenga un allineamento dello Stato italiano, insomma della linea italiana in politica estera secondo interessi che italiani non sono, e puntualmente questo allineamento avviene senza che nessuno abbia qualcosa da ridire. Per cui dov'è il nemico? È all'interno stesso, nelle nostre istituzioni. Questo secondo me è la questione più critica per la quale arriviamo poi ad un momento elettorale che, se come dicevi tu, quella che viene anche simpaticamente rappresentata a testa in giù dopo una fucilazione, ricordando Piazzale Loreto, e si dice vabbè, queste sono delle ragazzate, no? Cioè la povera Giorgia Meloni, possiamo dire tutto, ma vedersi rappresentata appesa a Piazzale Loreto, penso che ciascuno di noi si troverebbe un pochino a disagio, no? Perché significa proprio che peggio di così non ti posso minacciare. E qualcuno, se qualcuno gli viene in mente di andare a farla fuori, sarà stato su mandato di quelli che vorrebbero vederla in queste condizioni qua. Quindi voglio dire, pupazzetto, ma fino a un certo punto, nel senso che comunque ti prendi l'odio e tutto il resto, voglio dire. Un odio che potrebbe armare una mano, diciamo, esuberante, come le maledizioni islamiche, insomma, la famosa fatwa, no? Io intanto gli mando la maledizione, poi se qualcuno la vuole realizzare sarà
accolto nel paradiso islamico, per dire. E qui c'è il paradiso dei partigiani. Ma voglio dire, comunque lei rassicura, dice no, non vi preoccupate, viva Draghi, praticamente gli vogliamo tanto bene, anche se non eravamo nel suo governo. Ma allora vuol dire che nell'attuale possibilità di scelta dell'elettore, il partito, poi vedremo quello che è la proposta di Italexit, se avremo occasione anche di conoscere meglio, insomma, la sua posizione su queste cose, ma quell'unica posizione che sarebbe ragionevole, che dicevi tu, dell'autotutela dei propri interessi, dicendo Orban lo fa e il presidente turco lo fa e noi non abbiamo nessuno che lo possa fare. Ma non lo puoi manco andare a votare questo qualcuno, non è che dici non prenderà la maggioranza. Chi è? Chi è che raccoglie questa posizione nel panorama italiano? Ci sono, tu hai accennato Italexit, ma c'è anche Italia Sovrana, eccetera, che tra i vari punti c'è qualcosa del genere. Italexit, per esempio, io l'ho letto con più attenzione, c'è qualcosa non Europa, no euro, ovviamente con le dovute step, passaggi, certo. Non succube della NATO, eccetera. Ecco, non succube della NATO, lì subentrano dei condizionamenti un pochettino più grossi, bisogna vedere se ce lo farebbero fare. Chiaro. Ma in politica estera, per esempio, l'Italia è, a parte che è assente proprio, appunto è uno zerbino di decisioni prese da altri, è come un cagnolino segue. Noi abbiamo di fronte le nostre coste la Libia, non ci siamo opposti, anzi gli abbiamo ceduto all'epoca, abbiamo dato il diritto delle basi aeree, degli aeroporti militari, quando fu bombardata, quando si ebbe la caduta di Gheddafi. Si è innescata dal 2011 a oggi una guerra civile con alti e bassi, con tentativi di riconciliazione, eccetera, però lasciando la diplomazia, i tentativi e tutto ad altri, cioè come se la cosa non riguardasse l'Italia, e poi i disperati vengono comunque a sbarcare qui da noi. È un problema vitale, è interesse, cioè tutto quello che mi sta di fronte è interesse nazionale. O vuoi mettere per le acque, cioè per le zone economiche esclusive, vuoi mettere per questo apporto l'instabilità, ma vuoi mettere che da lì partivano gli oleodotti e portavano il gas e il petrolio a Gela, e da lì poi seguiva le strade che dovevano seguire. Non è interesse nostro? Cioè adesso lì sono fallite, chiudono i rubinetti perché c'è una parte che è sotto l'influenza di Tripoli, di là la Cirenaica appoggiata dalla Russia, dall'Egitto e dagli Emirati Arabi, eccetera. Cioè, è un marasma, e tu che sei di fronte e hai gli interessi non ti muovi? Non lo so, questo allora è non vivere nella realtà delle cose. Certo. In buona sostanza, su questo aspetto, su cui ovviamente avremo modo di tornare, perché sono fattori che poi nella TV si possono insabbiare e tralasciare quanto vuoi, ma poi comunque vengono fuori lo stesso, e quindi vedremo la nostra realtà di paese, insomma, come si ritroverà a breve distanza e via di seguito. Ma in un certo senso, ecco, quello che possiamo ricavare come impressione di sintesi è che in un certo senso noi siamo stati promossi o comunque assimilati, se vogliamo dire così, alla appartenenza al popolo degli Stati Uniti d'America, in un certo senso, con l'unica differenza che siamo americani senza diritto di voto, perché di fatto poi noi dobbiamo occuparci invece di litigare sulla Meloni, no? Non su Trump o Biden, che forse sono un pochino più significativi poi per tutto l'ambito occidentale, insomma, di che linea prende.
noi non potremo decidere di votare né per Trump né per qualcuno dei democratici alle prossime elezioni, però il nostro destino è legato a quello, è legato a quel contesto, senza minima possibilità di scegliere se invece non farlo, perché ti chiamano isolazionista. Ancora sentivo in questi giorni, dice no, se ti allontani dagli Stati Uniti sei isolazionista, ma se sono isolazionista perché entro in buoni rapporti con l'asse russo-cinese, facciamo un bel numero di qualche miliardo di persone, alla faccia della solitudine. Questo è isolazionismo? Vabbè, vedi, i vocaboli e le parole vengono usate proprio per... in modo creativo. In modo creativo, sì, sì. L'isolazionismo, capisci? Cioè, sono posizioni in cui c'è mezzo mondo perché l'assetto monopolare o unipolare si è spaccato, c'è una realtà alternativa che sta andando con il suo destino, con le sue modalità, il drago cinese che si muove e via di seguito, e tu dici no, che fai? Poi restiamo soli. Ma come restiamo soli? Ma che stai dicendo? È la forma dei paraocchi per dire tutto ciò, continueremo a ripetere che non esiste finché proprio sarà, come si dice, ce l'avremo dentro casa. Noi stiamo pagando a caro prezzo il comportamento di Craxi nella notte di Sigonella, perché forse fu l'unico momento in cui effettivamente l'Italia ha voluto, a torto, a ragione, far valere il suo punto di vista e i suoi diritti, perché la cosa si svolgeva in territorio italiano. Dopo questo è stato fatta pagare non indifferentemente, e secondo me ci sono state poi alla fine che si sono calati le braghe tutti quanti a seguire. Beh, guarda, se noi guardiamo da oggi, ma anche dal dopo 89 la storia, potremmo dire che quella fu, nel suo significato simbolico, forse un'azione un po' prematura, però prematura rispetto a ciò che è successo dopo e rispetto a un momento, a una fase, a una circostanza, a una serie di circostanze che forse ci arriverà vicina, nel momento in cui effettivamente ci saranno più condizioni a favore per poter dire all'alleato padrone o diciamo proprietario che i rapporti devono cambiare. Forse non era quello il momento. Ma non è nemmeno quello di oggi, anzi è peggiore. Dici che è peggio rispetto al mondo diviso, ancora al mondo di Yalta? Sì? No, ma adesso è proprio la sudditanza assoluta nei confronti del... No, questo a livello nostro interno, ma dico rispetto alla realtà che si troverebbe di circostanze internazionali, forse se l'Orban ungherese di turno adesso ci prova e se lo può permettere, forse è perché percepisce circostanze più favorevoli, che non gli mandano i carri armati dell'Armata Rossa, capito? Questo voglio dire. Questo sicuramente. C'ha uno spazio di manovra. Ma perché se l'è garantito lo spazio. Prima ci vuole la volontà. Se l'è garantito con il distinguo in molte decisioni che ha fatto il distinguo rispetto alle decisioni di altri. Sì, ma voglio dire che non è un fuoco di paglia questa sua iniziativa, no. È una linea che forse che chiaramente presenta dei rischi, chiaramente non tutto può andare per il meglio, però almeno il provarci ha un senso, voglio dire. Quello che tu richiamavi come episodio di storia italiana forse era semplicemente così un piccolo momento che non aveva respiro, però, perché non poteva svilupparsi. Su quali basi avrebbe potuto? Questo voglio dire. Certo, non aveva le basi, però se puta caso l'incidente diplomatico fosse diventato più grave, magari, non so, ci scappava qualche fucilata, qualcosa, poteva essere magari il pretesto per dire io non voglio più le basi, se c'era la volontà,
non voglio più le basi NATO qui, perché la Spagna, l'ho detto altre volte, sì, aderì nella NATO molti anni dopo, però arrivato a un certo punto disse: io la base di Teheran non la voglio più, non voglio più gli aerei, e sono stati spostati. Salvatore, puntare i piedi non è un esercizio abitualmente o neanche eccezionalmente conosciuto in questo paese, possiamo dire questo. Dovremmo reimparare a dire anche dei no. Ma forse sai, è nata così dall'inizio, è nata per volontà di altri attori, quelle poche volte che ha cercato un pochettino di scuotersi e di rendersi un pochettino libere da queste fila, poi gli è stata fatta pagare a caro prezzo. Vedi il trattato di pace del 47 di Parigi, eccetera, c'è una resa incondizionata. Nonostante che poi alla fine potevamo risultare co-belligeranti, cosa che gli hanno accordato alla Francia di De Gaulle, ma la Francia con Pétain eccetera aveva accettato però la Francia era stata occupata, non aveva fatto l'asse, dico, poi dopo è per un bel po' adattata, però in partenza non era consenziente. Però voglio dire, qualche concessione in più ci si poteva dare, perché poi il popolo è insorto, la resistenza, insomma, alla guerra di liberazione hanno partecipato anche i reparti italiani, vabbè, magari con l'elmetto inglese, eccetera, però la battaglia di Montelungo, eccetera, ci sono state, no? E quindi a questo punto dico, certo, siamo stati la causa anche della guerra, però voglio dire, qualche concessione, vabbè, comunque. Ma questo poi noi invitiamo sempre chi ci ascolta, magari chi è più giovane, eccetera, ad andarsi un pochino a rivedere questi momenti. Il trattato di pace del 47 è molto istruttivo. De Gasperi che arrivava lì col cappello in mano dicendo: so che non posso contare in questa sala su nient'altro che sulla vostra personale cortesia nei miei confronti, cioè praticamente strisciava per terra e sotto le mattonelle. Quindi veramente andatevele a leggere queste cose, perché sono molto istruttive per dei tratti, come diceva l'amico Gineprelli, costitutivi un po' dell'Italia. Il seme di quello che è successo in Libia, quando poi furono buttati tutti fuori gli italiani, che non gli lasciarono forse solo le mutande, è scritto, la possibilità di fare questo era scritto tra le righe del trattato di pace. Cioè che le ex colonie, se c'erano problemi, ci potevano anche requisire, fare tutto. Vedi. Quindi abbiamo accettato di tutto e di più. Chiaro. Che poi, appunto, e concludiamo, io voglio sottolineare il fatto che anche chi non è uscito dall'Unione Europea come la Gran Bretagna, ci sono stati che hanno conservato, hanno fatto delle scelte specifiche. La Danimarca non ha l'euro, per esempio, no? Sicuramente della Danimarca, e questa è una cosa, della Danimarca fanno parte come nazione costitutiva del Regno di Danimarca sia le Faroe che la Groenlandia, e nonostante che siano Danimarca hanno un loro Parlamento, hanno una loro piccola politica estera e non fanno parte dell'Unione Europea, nonostante che facciano parte del Regno di Danimarca, e quindi tutte le direttive comunitarie che valgono per il territorio metropolitano, diciamo, danese, non trovano applicazione né nelle Faroe né in Groenlandia, e tra l'altro possono emettere moneta propria, non
non l'euro. Vedi, sono due aspetti dello stesso fattore che riguarda la non ineluttabilità del destino europeista, però io non sento tutti i giorni certi contenitori televisivi gridare al pericolo danese di questi sovversivi pazzi furiosi che ancora si ostinano a voler essere isolazionisti, perché addirittura due parti del loro territorio nazionale politico manco hanno aderito all'Unione Europea e la loro testa, Copenaghen. Se vai con gli euro ti dicono: ma lei che vuole? Non li accettano. Devi cambiare in aeroporto, la moneta ufficiale corrente è la corona danese. Per cui dici: ma come è possibile? Ma state al Medioevo, ma siete ma c'è Salvini al governo, c'è Italexit, cioè, hanno conservato la loro, diciamo, sovranità monetaria, e non è poco la cosa. E sono ancora vivi, questo è lo scandalo. Non si sono estinti, come si diceva che la Gran Bretagna sarebbe sprofondata come Atlantide il giorno stesso dell'uscita dall'Unione Europea. Quello era per fare terrorismo. Poi vabbè, avrà le sue problematiche dal punto di vista economico, ma è la congiuntura internazionale che no, proprio come punizione divina, Sodoma, Gomorra e Gran Bretagna. Certo. Le 7 piaghe d'Egitto, di tutto e di più. Per cui chi lancia oggi questi spauracchi, queste paure, noi ne stiamo parlando perché questi anatemi, perché c'è una campagna elettorale in corso. Ricordatevi che il Burkina Faso e la Danimarca non hanno aderito completamente all'Unione Europea e non hanno l'euro. Quindi la Danimarca è come il Burkina Faso, giusto? Noi li dobbiamo guardare con compassione e con commiserazione. Poveretti, poveri danesi. Tra poco ci arriveranno i barconi dalla Danimarca. Dalla Danimarca li dovremo accogliere peggio che gli ucraini. Cioè, per rendervi conto di che razza di panzane e di fesserie hanno dominio e imperano attraverso il tubo catodico e i canali principali in prima serata. Voi mentre mangiate vi assuppate anche queste stupidaggini fatte proprio per farvi credere che c'è una sola strada e tutto il resto è barbarie. Allora, siamo barbari come i danesi, del resto da lì venivano i vichinghi. Anche la Svizzera è un altro postaccio, voglio dire, stiamo parlando di luoghi... La Zighenecchi proprio. Ecco, quindi attenzione, non fatevi intortare, questo possiamo dire, cercate un attimo di verificare le cose, perché poi magari voterete anche un po' meglio, potremmo dire. Comunque la pensiate. Ci ho detto, Salvatore, concludiamo la puntata di oggi, che è stata abbastanza articolata. E ringraziamo ancora i nostri ascoltatori, li invitiamo a moltiplicarsi anche demograficamente, perché l'Italia ha bisogno di popolazione e vi diamo appuntamento, vedremo che succederà in questa prossima settimana, che ancora vede alcuni aspetti da definire della campagna elettorale. Si finivano anche le raccolte di firme in Sicilia, potremmo dire se c'è qualcuno in più o qualcuno in meno da poter eventualmente scegliere per il proprio voto, ma questo lo sapremo un po' più avanti. Nel frattempo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Alla prossima.